Senz'altro domenica è il podcast di Radio Bella e Monella con Marco e Pippo, l'unico duo che è un trio. Buon ascolto! Ciao persone! Bentornati e benvenuti a Senz'altro Domenica. Già, anche questa mattina qui a tenervi compagnia dalle 10 alle 12 ci saremo noi di Marco e Pippo, l'unico duo che è un trio. Dai, qualche altro spoiler sulla nostra formazione comica, vai. No, non ho preparato nulla. Impossibile. No. Cioè, nelle scorse puntate abbiamo spiegato intanto perché ci chiamiamo Marco e Pippo ma siamo in tre. Vero. Poi che facciamo spettacoli comici in teatro da più di 15 anni. Vero. Che tu sei il più fashion Gaetano, Marco è il più precisino. Verissimo. E io il più bello di No, tutti. questo non l'ho mai detto. E se l'ho detto, ho detto una bugia. Assolutamente no. Oggi niente spoiler. No, oggi no spoiler. Ma sai cosa? Io oggi mi concentrerei sul fatto che siamo giunti alla quinta puntata. Quindi siamo un po' al giro di boa. Ah, sì. Certo. Cosa, Marco? Cosa? No. È cosa del boa. Ma che cosa del boa? Giro di boa. Ma Pippo, sai cosa vuol dire giro di boa? Mi non so cosa vuol dire giro di boa. Dai, io non so cosa vuol dire giro di boa. Io non so cosa vuol dire giro di boa. Non avevo dubbi. Ora sei, Pippo, posso dirti sei un ignorante. Dai, giro di boa, no. Avevamo detto no spoiler. Ma questo non è uno spoiler, è un dato di fatto ormai noto a tutti. Il giro di boa io potrei anche spiegarvi da dove deriva, ma ho paura di annoiare i nostri radioascoltatori. Certo. Che tradotto è non so cosa vuol dire giro di boa. Assolutamente no. Ma allora, ma siete degli ignoranti, fatevelo dire. Dicelo tu Gaetano. Nelle gare nautiche la barca a un certo punto gira intorno alla boa, al galleggiante, per fare il percorso di ritorno. Questo è un po' il giro di boa, quindi in senso metaforico si può usare nella vita in tante cose. Io ad esempio quest'anno compio 50 anni, quindi sono un po' al giro di boa della mia vita. Vero, 50 anni. Bello. Perché ti te pensi di vivere in altri 50? Spero più che penso. Vabbè, ma comunque ma cosa c'entra? Cioè voglio dire, intanto 50 anni è un bel traguardo, sono ancora giovanissimo, giovanissimo. Talmente giovane che quando Dio disse e luce sia, Gaetano Gaschiccia è un interruttore. Ma per piacere, quando Gaetano andava alle elementari non c'era ancora la materia storia. Ma per piacere, ma poi parli tu ma voglio dire, tu non ne hai tanti meno di me, devo dire. Ma insomma, dai, no, divertiamoci, no, basta, adesso no, basta. Guarda, sapete cosa faccio? Sono proprio stufo che mi prendiate in giro, chiamo il mio avvocato. No. Sì, certo. Avvocato, buongiorno, sono Gaetano di Marco e Pippo. Finché Gaetano parla al telefono, noi vi anticipiamo cosa succede. Scusa, anche l'avvocato. Allora, vi anticipiamo che in questa puntata avremo con noi l'assessore più amato del pianeta Terra, l'assessore Ciano Contini. Senz'altro. Poi avremo la posta del cuore della bellissima Elsa Faggin. E il racconto del maestro Fuffa sul campionissimo Sandro Salsarosa. Certo, e i consigli finanziari risolutori di qualsiasi problema economico a cura di Maris Jacopone. Ero qua. Sì, va bene, grazie avvocato. E qui così ha detto Guarda, ha detto che si mette subito al lavoro, ma non prima di aver seguito Senz'altro Domenica. È tornato a trovarci anche in questa domenica l'assessore Ciano Contini. Ciao persone. Benvenuto assessore. Assessore, leader del movimento politico molto buio Fiumocciaro. Senz'altro. Siamo in piena estate, assessore, e quindi immagino che anche nel suo comune ci saranno un sacco di iniziative. Invece no, Marco, poche quest'anno. Perché come mai? Purtroppo quest'anno. Purtroppo. Mi correggi sempre sta roba. Io voglio dire, si dice purtroppo e arbitro, va bene? No, si dice arbitro e purtroppo. Quest'anno abbiamo avuto molte spese, tutte importanti, tipo per l'esempio una che ne ha avvilito la pena proprio. Abbiamo avvalso la pena, secondo me. Sì. Abbiamo istituito la Giunta dei Piccoli. Bello, che è un'iniziativa bella iniziativa. Spieghiamo, perché non lo sapesse, di solito avvicina i bambini alla politica, no? Si ascoltano le voci dei bambini come proposte per il territorio. Senz'altro. È importante ascoltare i bambini, ragazzi. Allora, per essere concreti, abbiamo voluto dare anche un gettone di presenza. Ecco, però ne costa 45.000 euro. Scusi, in gettoni. Le autoscontri. Come autoscontri? È tanto che non vai a fare un giro nelle giostre, Gaetano. È un salasso. È un salasso. 45.000 euro di autoscontri della Ferrari. Forse ha fatto 2 giri. Esatto. Ecco, la seconda enorme spesa è stata per incentivare il turismo. Abbiamo attivato il progetto Funivia.
e solo lo studio di fattibilità ci ha costato 125.000 euro. E non sapevo che aveste montagne nel suo territorio. Infatti noi abbiamo questa difficoltà che riscontrai ma che esperti. senso ha, allora, ma mi scusi, ma chi ha avuto questa geniale idea? I putei di aggiunta dei piccoli, voleva sta funivia tutti i costi. Ho capito, vabbè, ma non bisogna ha senso, ascoltare. scusi. Ma se bisogna ascoltarli, capito, abbiamo ma- detto. Sì, ma io guardi, scusi, mi permetto. Cioè, non è che dopo tutte queste spese, Sì. cioè, non sono rimasti magari i soldi per delle iniziative estive concrete? Allora, che si potevano fare, no? diciamo, qualcosina è rimasto. Allora, ok. tra l'altro abbiamo realizzato uno slogan incredibile per promuovere le iniziative estive. Devo dire a onore del vetro che vero. senz'altro. Anche questa cosa ci è costata 500 euro solo per trovare il titolo, pensa te. Sì, pensa ma te. se si sta lamentando che il comune ha pochi soldi e poi ma, svede. ma aspetta il titolo. Ah, ok, speriamo. Abbiamo crompato un software di intelligenza artificiale per trovare i nomi dei nostri progetti. Ne è valsa la pena. Sapete come si chiama? Sentiamo. E state con noi. Mamma mia, ma come avete fatto? che Ma titolone! che Intelligenza Ce ne saranno altri artificiale. 3.000 in Italia di iniziative che si chiamano Estate con noi. Veramente devono averci craccato il sistema. Allora, maledetti lo hacker. guarda che- Hacker. Comunque, guardi, sono curioso di sentire le iniziative estive del suo comune. Senz'altro. Prima, però, un po' di musica, quindi restate con noi. Anzi, restate con Ma noi. per piacere, basta! A Senz'altro domenica abbiamo come ospite l'assessore Ciano Contin che ci sta raccontando le sue iniziative estive nel Senz'altro, suo certo. comune, assessore, Senz'altro. ma con poco budget. Sotto budget si sono mangiati sì. tutti quanti Sì. con delle spese inutili. Ehi, piano tu Gaetano, guarda, come dico sempre, la cultura è importante. Ricordate che un paese senza cultura è come un paese in dove che la cultura non c'è. Bravo assessore. Grazie. Bravo, cosa bravo? Ma scusa, io non lo so, questo è Allora- tipo ovvietà. Sono ben 3 i grandi eventi di estate con noi, mi emoziona sempre. titolo, Il titolo trovate con l'intelligenza artificiale. Esatto. Allora, ricordiamo. scommettiamo dalla recita dei bambini della scuola elementare che metteranno in scena le più famose storie di quel poeta greco là, quello famoso che faceva le cose sugli animali. Esopo. Ah, non lo sapevo, poverino. Poverino cosa? Ha un problema alla gamba, hai detto. No, Esopo. Appunto, poverino. Allora, salutiamolo. Se ci stai ascoltando, coraggio. no, Forza per il tuo Eric è programma. morto da un sacco di anni. Ah, e ora si dice era Esopo. Ma per piacere, assessore. Vabbè. Poi grande novità, torneo di calcio balilla. Ma dai, ce ne sono a milioni anche di questi. insomma, ma assessore. grazie all'intelligenza artificiale abbiamo trovato una variante che lo rende unico al mondo. cioè? E ora se gioca a calcio balilla ma de spalle coi bracci in trio. Caspita, ma è come si difficile, fa? tanto difficile. È difficile, quante voglio? Aspetta di sentire il titolo. L'abbiamo chiamato Torneo in Drio. Ma per piacere, ma per torneo piacere. in Drio. Ma io non sapevo che l'intelligenza artificiale sapesse anche il Veneto. Dai, questo infatti non lo sapevo. questo go inventami in Ah, realtà. ecco, E non c'è né intelligenza né artificiale. No, per Senz'altro. E concludo con il foro all'occhiello della nostra Fiore all'occhiello. Senz'altro il progetto Mattino Teridi. Cioè? E praticamente noi ogni mattina d'estate mandiamo una barzellettina Sì. con una bueada che ho pensato io sottoscritto. Una sciocchezza, diciamo così, una buona. Senz'altro. A chi mandate questa A barzellettina? tutti i cittadini, i cittadini, che bello, senz'altro. Ve ne racconto una che mandiamo domani mattina. Sì, Siete- sentiamo. Allora c'è un papà che dice al figlio: ehi, andiamo al negozio di giocattoli che ti prendo un gioco. Scegli tu quello che vuoi, basta che sia uno solo. Sì. Giusto. Va bene, dice il putello. Allora, Bambino. senz'altro. Allora vanno al negozio e vedono 2 peluche giganti di Tom e Jerry. Sì. E il bambino dice: vorrei quel peluche, papà. Quali vuoi che ti tolgo? Dice il papà. Sì. Tom e Jerry. Sì, ma quale dei due? Tom e Jerry. Ho capito, ma vuoi gatto o il sorge? Tom e Jerry. Tom e Jerry. Ah, Tom. Ma dico Ah, dito Tom. uno solo o no? Seria Tome, nel senso prendi in dialetto è Tome. Senz'altro. E lui capiva invece Tom e Jerry, ma è Tom e Jerry. Prendimi Jerry, vuoi dire io. Ma che detto Tom No, e Jerry. io, Ma guarda. papà non sapeva che Tom e Jerry. Assessore, io la Non lo metto so. in spam Nel se mi senso arriva un che- messaggio così. Sì, Tom e guardi. Jerry. Ma basta, Basta! Fermiamoci un attimo. Senz'altro domenica, sempre con Marco e Pippo, l'unico duo che è un trio, e siamo arrivati alla rubrica Notizie fuori tempo. Che è la rubrica in cui commentiamo notizie accadute molti anni fa, ma che pochi hanno commentato Esatto. perché non c'erano i social. Quindi, insomma, cosa facciamo? Ci pensiamo noi. Ci pensiamo noi. Siamo a fine giugno del 1967, quindi solamente 57 anni fa. E meno male che era scritto, se no non saresti riuscito a fare il conto. Assolutamente no. A Londra appare un'invenzione che sconvolgerà il mondo. Sì. Un signore chiese a un suo amico: True,
Do you have 20 euro? No, scusa, ma intanto voglio capire perché abbiamo fatto dire la frase in inglese a quello più inascoltabile dei tre, anche in italiano. No. Ma dico, e comunque voglio dire, cosa significa true do you have 20 euro? Vero, ho detto 20 euro. Ma che vero? E ora è Glass, do you have 20 euro? Ma per piacere, ma cosa bravo? E il suo amico, frugandosi nelle tasche, rispose: nothing this. Niente ciò. I can fureg in my car, but I don't know. Posso fregare in macchina, ma fregare è una parola assolutamente italiana. Certo. Ma non so. Al che al suo amico venne una grandissima idea e disse: It's scomodo this thing to have money in the scarsel. È scomoda sta cosa di avere i soldi in tasca. Esatto. E si inventò una cosa che cambiò il mondo. Il marsupio. No. Forse sei amorosa con la borsetta che ti tiene il portafoglio. No, quella è una grande invenzione, ma non è questo in caso. Entra in funzione il primo sportello bancomat a Londra. La prima banca a sperimentarlo fu la Barclays nel giugno del 1967. Hai capito? E da quel momento il mondo si è diviso in due opinioni: chi la reputa una grande comodità ed evoluzione, e chi dice ma se diventa tutto elettronico, dopo la banca ti blocca il conto, controlla la carta, come fai? Allora, io non so quale sia il punto di vista giusto, so che da buon veneto c'è un modo di dire che non sbaglia mai. Lo so, capito. Sai. Avere 5 skei demona in tasca. Sì. Ma la cosa interessante da dove deriva questo modo di dire, è in realtà skei demona è una parola tedesca. Sì, certo. Gai, qua mi serve la tua voce da documentarista, okay, per spiegarlo, vai. Sotto il dominio austro-ungarico ai tempi dell'imperatore Francesco Giuseppe, detto anche Checo Beppi, questo nome girava per il territorio veneto una moneta chiamata Pfennig. Sì. Sul suo bordo si poteva leggere la scritta Schei de Munze. Bravo. E significa moneta divisionale. Tradotta dai veneziani con skei demona. Capito? Da qui deriva il modo di dire 5 skei demona, perché all'epoca c'era una legge che diceva che chiunque avesse in tasca meno di 5 monetine veniva arrestato per vagabondaggio. Verissimo. Quindi mi ancora oggi nel dubbio, oltre al bancomat, 5 skei demona in tasca me tegno. Beh, interessante spunto, è un bel tema di discussione, sarebbe da approfondire. Facciamo così, lanciamo una canzone e ne parliamo bevendo il caffè giù alle macchinette. Sì, però potevi offrire voi altri. Perché? Ragazzi. È no moneta, bisogna che vada a prelevare. Ma come? Ma per piacere, al contrario. Dai, dimmi un po' come va la tua vita amorosa, dai, confidati. Ma dai, è un bel periodo, devo dire, sono contento, sono felice. Vedi. Purtroppo non è così per tutti, allora anche questa settimana torna l'appuntamento con l'amore. La rubrica Lovely Elsa con la nostra Elsa Faggin. Buongiorno a tutti. Benvenuta, Elsa. Eccomi qua anche oggi perché domenica fa rima con cuore e Radio Bella e Monella fa rima con amore. Vabbè, insomma, forse in senso metaforico, però sì, non proprio. Dobbiamo rivedere il concetto di rima. Ecco, Elsa anche oggi ci aiuterà a risolvere i nostri problemi in amore. Grazie. Sì, perché molte donne ci dicono che è difficilissimo trovare l'uomo giusto. Lei ad esempio ha qualche segreto? Gaetano, io spesso ho le risposte ma non conosco le domande. Sarà al contrario, scusa. La ricerca dell'uomo giusto è come la ricerca di Atlantide, la città perduta. Io stessa sono anni che sto cercando l'uomo giusto. Ultimamente mi guardo intorno per vedere se ne trovo uno anche sbagliato. Senta Elsa, iniziamo con la mail che ci è arrivata oggi. Sì, ci scrive Sara Cinesca dalla Persia. È persiana? No, è Sara Cinesca. Sì, no, ma è persiana. No, è Sara Cinesca. Ma scrive dalla Persia per questo. Lei sarebbe veneziana, ma si è trasferita in Persia per amore. Sì. Ha sposato un nobile di origini inglesi, Sir Randa. No, quindi è persiana, che si chiama Sara Cinesca, ma sarebbe veneziana. Ha sposato Serranda. Sì. È una famiglia molto chiusa, ma che tende ad aprirsi. Per piacere, senta Elsa, guardi, leggo io perché sennò non la finiamo più. Sara Cinesca ci scrive: persiana. Ultimamente mi guardo allo specchio e non mi vedo bella. Sono triste, non mi piaccio, vorrei cambiare. Sto pensando a un ritocchino estetico. Cosa ne pensi, Elsa? Sentiamo. Beh, innanzitutto Sara, come disse Sant'Antonio, grazie dello sfogo. Certo. Ma non è lo sfogo di Sant'Antonio. Sì, poi cara Sara Cinesca, ti dico onestamente che dovremmo avere più fiducia in noi stesse. Dobbiamo piacerci di più. Dobbiamo piacerci di più. Sì, dobbiamo piacerci di più. Credo che sia dobbiamo piacerci di più. Ripetiamolo come un mantra. Sì.
Siamo belle come siamo. Bravo, Ok, Ripetiamolo insieme. Vabbè. Siamo degli belle. esseri meravigliosi. siamo Ripetiamolo insieme. Sì. Non abbiamo difetti ma Sempre peculiarità. Ma diverso. non ne ha detto uno uguale, Vabbè, ringraziamo la nostra Elsa Faggin e diamo appuntamento alla prossima puntata. Siamo bellissime, bellissime, meravigliose. Oggi a Intervistaff, questo titolo straordinario che ha coniato Pippo. Sarebbe l'intervista allo staff di Belle Monella, Sì, lo bravo, spieghiamo bravo. ogni Sì, volta, lo ogni spieghiamo. volta, sì. Andremo a conoscere una persona elegante, raffinata, garbata. E tutta una serie di altri aggettivi con cui nessuno descriverebbe noi. Bravo, Esatto, Diamo il questo sicuro. benvenuto ad Elisa Nadai. Elisa Nadai, è bello averti qui. Grazie, è molto bello per bene. me essere qui, sono un po' preoccupata, devo essere sincera. Fai bene. Allora abbiamo preparato alcune domande dell'intervista per te. Partiamo con questa. Sappiamo che vieni da una famiglia immersa nel mondo della musica. Sì, è giusto? vero, vero. confermo. Quindi il papà direttore d'orchestra. Papà e direttore musicista. d'orchestra e insegnante di conservatorio, Caspita, violinista. caspita. La Sì. mamma cantante. Sì, e poi Wow. insegna alle medie, musica. Hai capito? Il fratello cantante. Sì, La e insegna italiano. Quindi tutti artisti. Tutti artisti, tutti Ma artisti. la domanda è: come fate a mantenervi? Queste autocritiche. Ecco, autocritiche. possiamo aprire e chiudere una parentesi facciamo, seria. bravo, facciamo. Con l'arte si può lavorare. Esattamente, Oh, infatti brava. era un po' così, anche un po' autoreferenziale. Sì, sai, sì, poi questa ci domanda spiegherà perché- come, probabilmente, no, ma anche intanto- noi, anche noi. No, la domanda seria è questa. Abbiamo detto si può vivere quindi di cultura e di arte. Lo pensi ancora dopo aver conosciuto noi? Questa è la domanda. Senti, ti faccio io una Sì, domanda. lo penso, dai. Brava, grazie. Sei cresciuta circondata quindi dalla musica e dalla musica classica in particolare, giusto? Sì, ma dove avete trovato queste vabbè, abbiamo i nostri informatori, i nostri Sì. informatori. Per chi volesse iniziare ad ascoltare musica classica oggi, cosa consiglieresti? Beh, io partirei dalle 4 stagioni di Vivaldi, che sono un must. La primavera la conoscono Sì, tutti, giusto. le altre magari un pochino meno. Ah, è vero, Vivaldi sì. è sempre e sa sempre essere attuale. Guarda, secondo me. Vivaldi, cioè, io l'ho guarda. visto in concerto l'altra sera con Gigi No. D'Alessio a Sai Napoli, cosa ragazzi. spiace? Vivaldi spacca, È da tanto che non fa più dischi. È un po'. Allora, Elisa Nadai, è vero che da giugno 2024 sei grandissima fan di Marco e Pippo e condividi tutti i Non loro l'ha video detta sui sta cosa. social? È vero? Vero, sottoscrivo. Bravissima. E intanto cresce il naso da Pinocchio, ma vabbè. Senti, non vogliamo farti domande imbarazzanti. Quindi, chi è lo speaker più simpatico e quello che odi di più tra i tuoi colleghi? Ma com'è? Che domanda imbarazzantissima! Puoi anche non rispondere. Posso dire che non odio alcuno speaker, mi trovo bene con tutti i colleghi. Mamma mia, che Tra i meraviglia più questa ragazza. simpatici, beh, Attenzione. sono tutti simpatici. Ma, attenzione! Beh, devo dire che sia con Alvisi che con Paolo Zippo, con cui ci lavoro, ma anche con Monica, beh, insomma, ho un rapporto C'è un un pochino più rapporto stretto. no, sì. bene. Non sono le stesse cose che ci hanno detto loro di te. Però va bene, ci sta. L'economista Keynes, alzo un po' il tiro, Keynes, ragazzi, certo, Keynes certo. diceva: non c'è mezzo più sottile, non c'è mezzo più sicuro per rovesciare la base della società esistente che corrompere la valuta. Certo. Detto questo, sei single o fidanzato? Ma non si per dice, sapere, non ma per si sapere, ma dice. come si dice? Per sapere, vabbè, no, C'è tutto sto pippone su Keynes per arrivare a Provarga, scusa, che stava. E concludiamo questa intervista, Elisa, con una serie di domande velocissime. Quanti anni hai? Nel tempo libero cosa fai? Animali ne hai? Se potessi descriverti in una parola, la parola sarebbe Sì, ma- in vacanza, sì, dove ma- vai? Tornando indietro, sì, questa ma- intervista ci verresti mai? Risposta no comment. Ok, Brava, risposta esatta. Ma rimanete con noi perché Elisa tra poco vi stupirà, ragazzi, vi stupirà. Senz'altro domenica con Marco e Pippo, l'unico duo che è un trio, inizia la seconda ora insieme in maniera strepitosa, perché qui c'è una tosa meravigliosa. Wow. Non abbiamo ancora scoperto se è single o fidanzata, ma ce lo dirà tra pochissimo, ma non prima di aver partecipato al nostro quiz, diciamo, non più che quiz, in realtà il nostro scambio è uno scambio, perché noi siamo impropriamente speaker in questa radio, ma siccome non siamo speaker ma siamo comici, anche impropriamente comici, devo dire la verità, tu in questo momento che sei nostra ospite dovrai fare la comica. Esatto. Mamma Tu mia, che è una invece cosa- sei propriamente speaker. Esatto, è una cosa difficilissima
facilissima. Infatti alla domanda single o non single, io direi così, dopo la barzelletta ho tentata barzelletta, se sono fidanzata rimango single, se sono single rimani resto single. Molto bene, dai, proviamo. Allora Spieghiamo un po'. Esatto, vai, spiegale il regolamento, perché funziona così. A tutti i membri dello staff di Radio Mella e Monella chiediamo di raccontare una barzelletta. Noi siamo i giudici e a nostro insindacabile giudizio assolutamente siamo decreteremo, bravissimo, il vincitore. Inflessibili a meno che qualcuno non ci corrompa con quello che si può generi fare. alimentari. Sì. Sono brava a fare le torte. Molto bene, molto Elisa, bene. tu che sei al primo posto in questa classifica, Percepisco che c'è dell'aria di vittoria. Basta poco. è il momento della barzelletta di Elisa Nadai. Vai. È una freddura. Sì. Scoppia una bomba in un cimitero. Tutti morti. No! Siamo morti da ridere. Bella Bellissima Elisa, grandissima, Grazie, grandissima. Elisa. Mi sa essere che stata con noi. ti toccherà fare tante torte. Tante. Chiudiamo questo momento scusate se irrompo così, ma prima ho sentito una barzelletta su Tom e Jerry. Posso? No. A tra poco. Bella e Monella è a servizio dello sport, con storie di grandi sportivi raccontate dal narratore dello sport per eccellenza, il maestro Alberigo Fuffa. Grande maestro. Grazie. Abitanti del pianeta Terra, se dico Gino Bartali, subito vi viene in mente Fausto Coppi. Certo, se dico Pete Sampras, pensi subito ad Andrea Agassi. Agassi, Se dico Mohamed Ali, pensi subito a Mohamed Prix, Mohamed Famila, Mohamed Oshan. Ma se dico Pelé, pensi subito a Maradona. No, Sandro Salsarosa. Sandro Salsarosa. Quindi aspetta perché Sandro Salsarosa da 5 puntate stiamo cercando di capire chi è. Bravo. E quindi è un calciatore. Seguitemi bene. Sì, 12 aprile 1971. Ok. È giunta mezzanotte. Si spengono i rumori. Si spegne anche l'insegna di quell'ultimo caffè. Cosa sentia? Le strade sono deserte, silenziose. L'ultima carrozza scivolando se ne va. Dorme tutta la città tranne un uomo in frac. Quell'uomo in frac è Sandro Salsarosa. In frac perché ha appena ritirato un premio importante. La teiera di porcellana con i punti della coppa. E adesso abbiamo sì, nominato sì. tutti i supermercati a posto. Vi dico solo che Sandro Salsarosa ebbe una carriera sfavillante. Juventus, Milan, Bayern Monaco, Real Madrid sono solo alcune delle squadre in cui non ha giocato. Non ha giocato. Maestro, io non... Perché giusto, perché i primi anni della sua storia sportiva Sandro Salsarosa è un po' spaesato. Si perdeva facilmente in un bicchiere d'acqua, ma in un bicchiere di whisky si orientava benissimo. Sì. Beveva talmente tanto che un giorno Jack Daniels in persona lo chiamò per ringraziarlo. Grandi referenze. Eppure Sandro Salsarosa è stato uno dei più grandi geni del suo tempo. Pensate che da bambino era in grado bendato di giocare 4 partite a scacchi contemporaneamente e le perdeva tutte. Vabbè, Tutte. Scusami, ma era il grado alcolico. Bravissimo. Il talento, lo stesso talento che ha dato grandi soddisfazioni ad altri veneti del mondo, tipo come non citare ad esempio il pittore rodigino Brad Pittato. Non perdiamo. Due parole. Focus su Sandro Salsarosa. Bravi. 2 parole su Brad Pittato che visse a cavallo tra il XIX e il XX secolo finché il cavallo non decise che era ora di farlo scendere perché di Brad Pittato conosciamo poco, se non che purtroppo smise inspiegabilmente di dipingere dopo la sua morte. Inspiegabilmente. O come il campione mondiale di paracadutismo acrobatico Michael Speremo Ben. Un nome e una certezza. Tutti ricordano quel primo lancio da record da un'altezza di 400.000 metri. Delle evoluzioni straordinarie, soprattutto le sue parole all'atterraggio. Quack! No! Da quel giorno imparò una terribile lezione, che il talento è una cosa meravigliosa che può regalarti grandi soddisfazioni, ma in certe occasioni meglio un paracadute, più utile. Ma Sandro Salsarosa? Ma se ne parla poco ancora oggi, perché in realtà ciò che sappiamo è che all'apice della sua carriera di lui non si seppe più nulla, sparito. Come? Sandro Salsarosa è semplicemente sparito, come dicono in Argentina desaparecidos, come dicono gli inglesi sparito, desaparecidos. Sì, ma era una canzone quella. Sono settimane che cerchiamo di capire qualcosa su Sandro Salsarosa e anche oggi non ci sta dicendo nulla. Ma non disperate, abitanti del pianeta Terra, perché come disse il famoso saggio veneto, se corro a più non posso, sodrio farmi addosso. Ma no! Maestro!
Siete pronti per il quiz, ragazzi? No, Pippo, no, ti Il prego, quiz che fa impazzire gli ascoltatori e le ascoltatrici di Belle Monella. Fa impazzire anche me, perché fate i quiz appositamente per vedermi perdere. Questo è. Gaetano, questo non è assolutamente vero. Certo. Anche perché il quiz di oggi ti riguarda in qualche modo, perché riguarda l'anno 1974. Che è l'anno della mia nascita. Wow. Certo. Partiamo infatti con una domanda molto facile. Molto facile. Allora, nasce da genitori di origine napoletana un comico veneto. A. Marco Zuin. B. Pippo Borille. C. Gaetano Ruocco Guadagno. Credo che sia Gaetano Ruocco Guadagno. Sì, l'abbiamo appena detto. Certo. Anche se era per dare un punto anche a Gaetano. Ci tengo a precisare che non è di origini meridionali. I miei sono proprio meridionali. Adesso La nonna che era veneziana. No, diciamolo. Vai. Allora, prima domanda vera e effettiva del gioco. Sì. Quale gioco è stato inventato nel 1974? Caspita. Attenzione. A. Il cubo di Rubik. B. Monopoly. C. Non ti arrabbiare. Ma io la butto sul Monopoly. Monopoly per Gaetano. Marco, cosa dici? Beh, il cubo di Rubik no, perché secondo me è più vecchio. Quindi direi non ti arrabbiare. E sbagliate, ragazzi. No. Sbagliate. Sì, è proprio il cubo di Rubik. Il cubo di Rubik. Cioè nel 74. Dal 74 sono ancora io a cercare di completare un coeore. Dico. Io pensavo che il cubo di Rubik fosse molto più vecchio. No. È del 74. Il Monopoly risale al 1933 in America. 33. Pensa un po'. E il non ti arrabbiare è ancora più vecchio. 1908 e nasce, sapete dove? Dove? In Germania. No, non ci posso credere. Nel 1908. Esatto. Nel 1908 devo dire che i tedeschi l'hanno proprio. Cioè, ci sta, perché non è successo niente qualche anno dopo. No, cioè, quindi diamo la colpa al non ti arrabbiare. Tra l'altro pare che il titolo originario del gioco fosse No incazzarte. Sì, può essere, è più facile. Domanda di calcio. Calcio. Questa di solito Gaia la indovina. Sì. Esatto. Per la prima ma non unica volta nella storia vince lo scudetto italiano. Il Verona, la Sampdoria o la Lazio? Vediamo. Io La Lazio. Bravi! Lazio. Sì, beh, il Verona l'ho visto vincere lo scudetto. Pietro anche Fan, la Sampdoria. La Sampdoria anche con Mancini. Certo. Bravi ragazzi. Attenzione, quali di questi VIP è nato nel 1974? Come te, Gaetano? Quindi non sono io, chiaramente. No, sei tu. Ma se lo citiamo, ha avuto una carriera migliore della tua. Probabilmente. Sicuramente sì. Però posso darvi un indizio. Sì, non vai. è un caso che sia lo stesso anno di Gaetano, perché ci sono delle assonanze tra questi due personaggi, tra te, Gaetano, e questa persona. Vai, che... A. Antonio Cassano, ex calciatore. No, B. no. Il ballerino Cledi. Oppure C. Costantino della Gherardesca. No, io sono quasi certo. Qui la so. Attenzione. Secondo me è Cledi. Io sono un po' indeciso perché anche Gaetano ha quella testa là. Però Come che testa? potrebbe essere Cassano. Certo, direi anch'io Cledi. Ragazzi, complimenti, avete indovinato. Pareggio, una volta che non perdo. Gaetano si reputa un grande ballerino. Noi... Ma guarda, posso far vedere un passo di danza? Sì, faccelo vedere. Guarda. Sapete, dopo aver visto questa cosa in diretta, che cosa diciamo? Cosa dici? Che anche tu credi di essere un ballerino, ma non lo sei. Anche oggi qui a Senz'altro Domenica c'è un grande ospite collegato, il consulente finanziario Meris Jacopone. Ciao ragazzi, ricordate, se vuoi diventare ricco ascolta quello che ti dico. Ma almeno fa una rima fatta bene. Ma Pippo, io non lo so, iniziamo presto perché così finiamo presto. No, vabbè, Gai, sei un caffone. Cioè, Io? Molta gente vorrebbe essere come te, Jacopone. Sono curioso, raccontaci come hai investito i tuoi primi soldi. Sono partito da zero, da parte avevo proprio 0 euro. La mia è la storia di chi, partendo dal basso con dedizione e sacrificio, è riuscito a diventare chi sono oggi. Cioè, vedi, Gai, a Belle Monella si raccontano anche storie di successo. Sì, aspetta prima di dire di successo. No, aspetta veramente. un attimo che ascoltiamo prima questa storia. Come dicevo, avevo 0 euro, anzi 0 lire, perché all'epoca c'erano ancora le lire. Tutto è nato per caso. Un giorno, passeggiando lungo il fiume, cosa sei, una storia zen? Gai, lascialo parlare. Trovai una borsa per terra e dentro c'era un portafogli. Dopo averne verificato il contenuto, ho controllato la carta d'identità e mi sono recato presso l'indirizzo della persona che aveva perso questa borsa. Visto l'onestà di questo uomo, hai visto, Gaetano? Aspetta come va a finire, voglio vedere. Era
un signore ricco e per ringraziarmi di questo gesto mi donò 1 milione di lire. Ah, però! Aspetta, 1 milione sono tanti. Circa 500 euro al cambio attuale, ma all'epoca il valore era diverso, potremmo dire circa 1000 euro di oggi. Cioè, pensa a te, bel gesto il tuo, ma anche il suo, no? Cioè, si vede che ci teneva tanto a quella borsa. Più che altro era ammirato per l'onestà e per il fatto che avessi fatto tutta quella strada. Purtroppo dalla borsa erano spariti 10 milioni di lire, circa 5.000 euro al cambio attuale. Ma all'epoca il valore era diverso, potremmo dire circa 10.000 euro di oggi. Scusa Maris, ma io ho capito, non è che ogni volta dobbiamo dire al cambio attuale e più o meno era quello che valeva. Va avanti con questa storia. Comunque, scusa, pensa il ladro che ha fatto un bel colpo. Ma certo che sì, ma... Cosa vuoi, Pippo? La gente disonesta è sempre esistita. Ah, sì, sicuramente. Comunque, è partito tutto da questo tuo bel gesto. Certo, dopo questo incontro decisi di investire tutti i soldi e poi diciamo che mi è andata bene. Quindi hai iniziato investendo il tuo primo milione di lire? In realtà sono riuscito a investire 11 milioni di lire, circa 5.500 euro al cambio attuale, ma all'epoca il valore era diverso, potremmo dire circa 11.000 euro di oggi. Ma scusa, come 11 milioni? Ma come 11 milioni? Ma secondo te da dove sei usciti stati 10 milioni? Ragazzi, ora devo scappare. E certo, dalla polizia devi scappare. Aiuto. E ricordate sempre, articolo 20, investi oggi stesso o te ne penti. Ma no! Ma per piacere! Grande Maris Jacopone! Sta per andare in onda qui a Senz'altro Domenica il momento educational di questo programma, la rubrica Spunti a lunga conversazione. Esattamente, curiosità, aneddoti che potrete rivendervi con i vostri amici e che vi farà sembrare persone curiose e interessanti. Bravo. Come sembrare? I nostri sì. ascoltatori sono persone curiose e interessanti. Certo. Loro sì, noi un po' meno, e quindi noi abbiamo bisogno di questi spunti. Bravo. Di queste chicche. Oggi vi daremo alcune chicche su personaggi famosissimi, ma state attenti perché ce ne sono alcune interessantissime. Vai, tipo vai. iniziamo dal re del rock, Elvis Presley. Certo. Icona assoluta, ancora oggi un mito, un cantante straordinario che però non ha mai scritto nessuna delle sue canzoni, delle canzoni che ha interpretato nella sua carriera. Ma veramente? Sì, è vero, è stato un grandissimo interprete, ma le sue canzoni erano scritte da altri. Beh, noi invece i testi ce li scriviamo da soli. Sì, Sì, ma noi non siamo famosi in tutto il Esatto. mondo. è meglio che arrivi presto qualche autore anche per noi. Quello di Elvis. Magari. Dal rock passiamo alla musica classica. Si dice che Mozart non sopportasse l'arroganza della soprano Adriana Ferraresi del Bene. Non ne poteva più. Infatti, da Sì, cui no, qua no. le palle di Mozart. Esatto, proprio non ce la faceva più. Conoscendo la sua abitudine ad abbassare il mento sulle note basse e alzare la testa sulle note alte, Sì. scrisse appositamente un'aria dell'opera Così fan tutte che con dei continui cambi di tono per mettere in ridicolo la cantante facendola sembrare un pollo. dai. Sì, davvero. Che cancaro, però si può Un dire. po' cancaro. sì, si può dire. Cioè, tipo io e Marco quando scriviamo i testi per te, Gaetano. È vero, lo puoi dire per bene, E chiudiamo con un'ultima curiosità di oggi. La premier Giorgia Meloni è stata la babysitter di Olivia, figlia di Fiorello. No, veramente? Sì, Ma sì, dove sì, trova il tempo? sì, Come fa? sì. Ma Pippo, ma no, No, adesso! Tanti anni fa. Anch'io lo sapevo. Quando Olivia era piccola, la premier all'epoca, sì. semplicemente Giorgia faceva la. Esatto. E invece non tutti sanno che Mattarella era il suo giardiniere. Ma non è vero! Ma non è Pippo! vero, ma no, cosa pensano dici? che diciamo delle cose, delle sciocchezze. Scusa, cosa abbiamo fatto nell'ultima ora e mezza? Anche questo è vero. La rubrica Spunti a lunga conversazione tornerà la prossima settimana. Senz'altro. A grandissima richiesta torna questa settimana Canzoni recitate. Scusa, grandissima richiesta di chi precisamente? Mia innanzitutto ok. e di milioni di telespettatori qui a Senz'altro Domenica. Ma se siamo in radio. Ma perché dobbiamo essere così precisi? Ma dai. Spieghiamo velocissimamente come funziona il quiz che ho ideato. Vai. Siccome sono un attore, non sono un cantante, non canterò le canzoni che dovrete indovinare, ma le reciterò come un attore di fama mondiale. Beh, possiamo naturalmente giocare tutti insieme, Tutti anche insieme. a casa. Tutti insieme. Certo. Allora, Vai. quando sei qui con me in questa stanza non Il ha più cielo in pareti. una stanza, Gino Paoli. Bravo. Un punto a Pippo, un No, punto ma- a ma Pippo. Sì, però fammela finire almeno. Appunto, vai. io aspettavo la fine. E non avrò paura se non sarò bella come dici tu. Ma voleremo in cielo in carne ed ossa, non torneremo più. Vai. La donna cannone. La donna cannone. Alfred De Gregori. Francesco De Gregori, Posso ricordarmi imbecille. tutto, ragazzi. E quando arriva la notte e resto sola con me, la testa parte e va in giro in cerca dei suoi perché. Arisa con la notte. La notte, La bravissimo. Vabbè, questa è facilissima.
Chissà se tu mi penserai, se con i tuoi non parli mai, se ti nascondi come me. Questa è stata morosa, mi ha mandato un messaggio prima, non sapevo. Rispondi che per piacere, Gaetano, non sai mai. Aspetta, Ma dai, Laura Pausini, la solitudine. Marco se n'è andato, non ritorna più per quello probabilmente. No. Quindi sto vincendo. Sarebbe una Questa lei è una cantante italiana? Certo che sì, ma a parte sì. Questa, attenzione. Dai, vabbè, Questa estate voglio andare col pattino in alto mare, attraccare a Portofino, sciabolare un prosecchino. Se no, offerta Prime. I dance all night. Senz'altro di Marco e Pippo. Risposta ma voi l'avete esatta. ascoltata Senz'altro di Marco e Pippo? Ma certo. Schiccionate su YouTube. Spotify, su YouTube la trovate, la nostra canzone dell'estate, senz'altro. L'ultima, questa è la più difficile. Vai. Dabudude, Debududa. Ho capito, Dabudude, Debududa. Sì, è Lucio Dalla. Lunedì Cinema. Sì, bravo. No, è di Ma infatti quello è Debududa. Questo qui invece è Dabudude, Debududa. No, questa è Terra Promessa, Eros Ramazzotti. No. Vi siete cascati sull'ultima. E allora il risultato di oggi è? Vince Gaetano! Ma come? Ma com'è possibile? Non ho tenuto il conto, non posso fare tutto io, via! Anche oggi siamo giunti al termine di Senz'altro Domenica. Vi siete divertiti? Senz'altro! Noi vi diamo appuntamento la prossima settimana, sempre qui sulla radio più bella e monella di tutte. Ma se per caso vi foste persi questa puntata e anche tutte le puntate precedenti, potete trovarle sul podcast di Radio Bella e Monella, ma anche su tutti i canali di Marco e Pippo, i canali ufficiali. Cercateci su YouTube, su tutti i social, troverete un sacco di cose interessanti. Googlateci. Bravo, Potete bravo. trovare anche tutte le info sulle nostre date per vederci live in uno degli spettacoli che faremo quest'estate. Bravo. Per cui vogliamo vedervi, vogliamo conoscervi. Noi a inizio puntata abbiamo parlato di Giro di Boa, anche del suo significato simbolico nel meraviglioso viaggio della vita. Addirittura. Vi auguriamo di passare una splendida domenica, una bellissima settimana, qualunque sia la vostra destinazione. Perché come diceva Confucio, ovunque tu vada, vacci con tutto il tuo cuore. Ma domenica torna sempre qui a Senz'altro Domenica. Ciao persone! Ciao! Everybody move it.